Il caso di studio che ho presentato oggi in questo interessantissimo evento della Regione Veneto riguarda lo sviluppo di celle fotovoltaiche a partire dagli scarti della lavorazione del vino per realizzare un sistema moderno, economico, perfettamente integrato nell'ambiente in modo da generare corrente elettrica rinnovabile e sostenibile. Questo tipo di progetto, CIRS, è stato finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo, gestito localmente dalla Regione Veneto, e ha permesso di avviare una prima collaborazione tra università e un'impresa, in questo caso la Serena Wines 1881 nella regione del Prosecco di OCG. A partire da questo devo dire che si sono poi realizzate delle collaborazioni molto più ampie che hanno portato alla costituzione, dopo solo 2 anni dal finanziamento del progetto, quindi alla fine del 2021, di uno spin-off startup innovativo, di nuovo CIRS, l'acronimo sta per Circular Economy for Energetic Recycling Solutions. Siamo in grado di individuare uno scarto del settore agroindustriale, uno scarto particolarmente interessante della filiera aziendale, dopodiché cerchiamo di valorizzarlo realizzando dei materiali innovativi ad alto valore aggiunto e che siano anche sostenibili, chiaramente da un punto di vista ambientale ma anche da un punto di vista economico, che non necessariamente si trovano nello stesso settore dello scarto di partenza, e questo è il leitmotiv dello spin-off che ho fondato recentemente.